degli anni 80. Allora, poi c'è Lombardi, io a te Lombardi va a finire che ti faccio della multa perché ogni volta che tu non passi il beige mi costi 15 centesimi al messaggio. Vai Pana! Sì? E punci c'è drogato, io metto i voti, la pagella metto i voti quelli no. Sì? No. No, non devi dire più sì, perché oggi l'ho messo in crisi, ti ho detto che proprio non dire sì per favore? Vabbè. Facciamo la proiezione ma cosa? Non ho capito sì? Facciamo la base voi basta però come si fa come la fai te la città? Come la fai? Sì? Questa non lo usiamo. Fai quanto ride. Questa non lo usiamo. Io ho sempre insegnato tutto io. Sti bidelli non puliscono niente. Perché no, tutto qua, vedete tutti i bidelli che non puliscono, guarda che schifo, qua. Ragazzi, intanto ho preso un po' la finestra. Allora, ritorniamo nella base. Bravo, come stava il arriva uno con il sacco. Proprio cos'è sto 4 che mette te dei voti via. Basta, non dovete mangiare, no, basta. Se proprio volete così fare, se fate qualcos'altro, no? Pier, fai una metamorfosi con Antonioni. La metamorfosi cosa? Fai come metamorfosi fai Antonioni. Oh, che cazzo. Tu pucci. Te ne stai cazzo. All'esame porto una cosa con i controcoglioni. Perché in camera dopo lì non mi mettono per le palle a me, perché io auto che abbiamo insegnato, dopo soltanto proprio noi portiamo anche. Voi brutte teste di cazzo. Hai fatto un progetto consono alla ristrutturazione? L'hai fatto con le palle sotto? Però ma davvero lo faccio a mano. No, ma Pier, poi lo faccio a mano. Devi fare così. Mi porto gli schizzi in tana. Fatti per bene le testatine. Gli schizzi con le testatine, mi raccomando, all'esame dopo mi fanno un culo così, io non vorrei giocare un cazzo, c'è un modo di trattare te, Stellina, sei anche coglione. Se ti beccavo fuori. Te, speri me, dai, speri me, porti i bozzetti, dai. Quanti bozzetti non sono questi. Dammi qua. Hai fatto proprio una bella merda. Poi ti dai la faccia. Poi porti una cosa del genere, io li prendo,
fino. Giuro che io chiamo mio figlio e faccio pisciare sopra. Mi sta spisciando. Porco cane, e due volte che ti dico vieni qua, stellina. Dicono della pure. Sei. Dai, vieni qua vicino a me, ci penso troppo no? Va bene, allora intanto chi vuole venire, poi può sentire una spiegazione fatta per bene di come si mettono i materiali, le luci, no? Dai, venite qua, dai, vediamo un po', allora vediamo che... Ma allora ragazzi, il fatto di quella ragazza che... come la figlio, Chi? La Sierra forse? Ah, niente, la Sierra fuma solo zucchero di canna. Fuma solo di zucchero di canna perché c'è fumato questa canna. E dato... Fa ridere da solo. Mi sono divertito per la Mi sono divertito da male. Comunque, un casino, me lo spiega. Levati dal cazzo. Vai fuori. Allora i coglioni, basta. Sperimenta. Hai presente c'è i padroni? No, ma figura sono. Vai a guardare, c'è che Wikipedia sui cazzi volanti. No, non mi che cazzo, io non metto sempre nel culo. E quelli non c'è lo padrone. Voi ragazzi, non mi dovete andare a sputtanare adesso, ci rimetto io. Cazzo. Fai un marchione, Piero. Si dice Felix, carissimo, io teoricamente, però tu, ma a me non mi interessa niente. Se voi vedete nell'ottica, che stavate pensando, se voi non avete tutto quanto la sufficienza, voi venite bruciati. A me dopo non mi frega niente, perché non mi metto tutto il Porsche. Porsche, stai. Stima mia per marchione. Guarda come c'è la prima da stare. Sberraccio, questo me lo sberraccio, che vuoi fare? Dio mi sa che pure. Tu che sei gonzo? Attacca la spinotta contro un gonzo. Dai, su. Fai entrare Il problema è come. Benvenuti. Oi! Allora, non basta proprio. Adesso che parli, non basta. Io adesso stiamo un po' sti cazzate. Assunto così. Questi tavoli mi fanno anche una storia, a me queste cose mi fanno proprio incazzare. Dai, sul coso, dai, vieni. Vieni, dai, che ti rateggi un po'.